Grande successo per la campagna di prevenzione dentale Over 50 promossa dal Centro Medico Bellanca di Sciacca. L'iniziativa, lanciata a inizio novembre, ha registrato finora un gran numero di adesioni. L'obiettivo è sensibilizzare i pazienti sull'importanza della corretta igiene orale per prevenire la formazione della placca batterica, del tartaro e delle malattie dei denti come la carie dentale e la parodontopatia. Stando a dati recenti, una persona su 4 non interviene per ripristinare i denti mancanti, compromettendo così la propria salute. Per questo motivo, fino al prossimo 30 novembre, presso la struttura Saccense sarà possibile richiedere un consulto gratuito con il dottor Ciro Fuschino, che permetterà di valutare lo stato di salute dentale del paziente. Un grande sforzo profuso dal centro e dal suo staff per incentivare le cure dentali dopo i 50 anni. Le campagne di prevenzione sono sempre un successo perché fortunatamente l'opinione pubblica comincia a rendersi conto che in medicina è fondamentale appunto la prevenzione. È stato un grande successo, sì, c'è stata una grande richiesta di visite di controllo e sostanzialmente quello che si riscontra è chiaramente una grande percentuale di problemi parodontali, dove appunto il parodonto è tutto quello che tiene il dente, quindi tutto quello che dà stabilità al dente. È chiaro che la quinta decade è una decade critica per quanto riguarda spesso i problemi della bocca, per cui si è affrontato proprio come cercare di migliorare l'igiene orale, che poi è la chiave di volta per appunto fare prevenzione in bocca insieme a delle visite di controllo periodiche. E poi quello che si riscontra è delle edentulie, spesso parziali fortunatamente, nel senso che il soggetto over 50 è un soggetto che ha delle edentulie parziali che possono essere risolte oggi con grande successo, con grande affidabilità attraverso gli impianti. E per persone un po' più in là negli anni, chiaramente con delle dentulie più importanti, anche delle dentulie totali. Oggi è sempre più raro, per la verità, proprio per le campagne di prevenzione che normalmente si fanno, trovare delle persone con dentulie totali, e quindi anche in questo caso si possono proporre dei trattamenti protesici su impianti che chiaramente danno una grande stabilità e comfort per il paziente.